Velocemente andiamo in quel del Veneto dove ci attende Angelo Tabaro, che è poi candidato a sindaco della lista civica. Angelo Tabaro, dico, è candidato perché non si è ancora capito bene cosa accadrà. Bene, vedo vicino a lei un rosario padovano in bianco. Prego, dottor Padovano. Allora, abbiamo invitato Tabaro alla vigilia di un momento molto importante per la politica portogruarese. Domani ci sarà il Consiglio Comunale della nuova legislatura. Sarà un po' un battesimo del fuoco anche per lei, insomma. No, cioè, lei è già stato assessore, consigliere comunale in anni passati. Io direi che qui è l'occasione di fare una riflessione. Le elezioni sono finite da più di un mese e domani andiamo a un Consiglio Comunale in 19 consiglieri. Cioè praticamente un ricorso ha bloccato uno dei consiglieri che il 6 giugno, quindi un mese e mezzo fa, i cittadini avevano votato. Praticamente noi avevamo 11 consiglieri, c'è stato ricorso al TAR da parte di Bertoncello e di un altro, del primo dei non eletti del Consiglio. Il TAR gli ha dato torto. Il consigliere Bertoncello ha dichiarato che non avrebbe fatto ricorso, ha fatto fare ricorso all'altro, diciamo, ricorrente. E il Consiglio Lei sta parlando di Natale Confortin, facciamo i nomi. Il Consiglio di Stato ha sospeso la validità di un consigliere comunale. Cioè, quindi dopo un mese e mezzo dalle elezioni noi andiamo a un Consiglio Comunale che non rispetta quella che è stata la volontà dei cittadini. I cittadini il 6 giugno avevano votato per più del 50% i candidati della lista del centro-destra. Ecco, siccome questa è una novità, spieghiamola un po' meglio. Cioè, voi domani vi presentate con un consigliere in meno? Ci presentiamo con un consigliere in meno perché quel consigliere è stato, diciamo, sospeso, non si sa per quale motivo. A divinis, verrebbe da dire. Sospeso in attesa di sentenza il 25 di agosto. In pratica noi siamo, diciamo, un consiglio comunale eletto dai cittadini, ma che viene gestito attraverso la collaborazione di azioni burocratiche, di giustizia, di ricorsi vari, viene gestito senza rispetto di quello che effettivamente è stata la volontà dei cittadini. Quindi domani I cittadini devono sapere che il loro voto non trova rispondenza nel Consiglio Comunale. Domani sarà bagarre, insomma. Ma non so. Noi faremo la nostra parte e il sindaco farà la sua. Certamente questa non è democrazia. Voi siete ancora la maggioranza? Noi siamo ancora maggioranza, però noi crediamo... Ma non quei numeri però adesso. Noi crediamo alla democrazia, noi avevamo offerto a Bertoncello la disponibilità a fare un governo di larghe intese, perché dicevano che c'erano grandi problemi per la città. Il vice sindaco aveva detto che se il 24 di luglio non venivano presentate le domande per i fondi europei, cadeva il mondo, perdevamo i fondi. Beh, il 24 luglio è arrivato non per colpa nostra, ma per i loro ricorsi, e non mi pare che il mondo sia caduto. Bene, ci siamo dilungati un po' troppo, chiedo scusa, ringraziando naturalmente Tabaro. La linea la do alla redazione centrale del Giulio Venezia Giulia. Grazie, arrivederci. Grazie anche da parte mia all'amico Tabaro. Chi vivrà vedrà. Torniamo nel vicino Veneto, perché in collegamento audio e video in diretta come ogni martedì abbiamo il sindaco di Portogruaro, Antonio Bertoncello, ben saldo in sella al suo destriero. Questo lo dico perché in piazza, tra l'altro a Portogruaro, c'è proprio un stupendo cavallo montato da un altro stupendo cavaliere. Prego Padovano. Dunque, oggi pomeriggio è stata presentata la comunicazione relativa alla nuova giunta. Immagino che oltre a quella che sarà la giunta di questa nuova legislatura, Bertoncello voglia anche in qualche modo replicare quello che ha detto Tabaro poc'anzi. Ma diciamo che io capisco l'amarezza e le reazioni di un candidato sindaco sconfitto, lo capisco perfettamente, però bisogna dire la verità. Noi consideriamo come maggioranza che la commissione elettorale, non gli elettori, non la coalizione avversaria, ha scippato il voto alla coalizione che io rappresento, ed è per questo che abbiamo fatto un ricorso. Io al sindaco Tabaro avevo garantito che non avrei fatto richieste di sospensive, ma il ricorso l'avrei fatto man mano che la sentenza del TAR si esprimesse, e dopo sarei ricorso al Consiglio di Stato, perché ritengo di avere la maggioranza consigliare, perché è un problema di calcolo dei voti, cioè quali sono i voti validi che determinano i consiglieri comunali. Quindi
nessun scippo, nessuna forzatura, ci siamo considerati, voglio dire, come maggioranza presi in giro. Per un mese abbiamo lavorato per cercare di evitare il commissario, abbiamo aperto in giunta addirittura con 2 assessori. Ci hanno chiesto ieri informalmente... Cioè voi volevate regalare 2 assessori al centro-destra? Non vogliamo regalare niente, abbiamo detto facciamo un programma fino a dicembre, poi andiamo magari alle elezioni, certo. Non facciamo venire il commissario, ma lavoriamo assieme sui problemi della città. Ieri abbiamo scoperto che la loro richiesta di larga intesa significava 4 assessori in giunta, quindi un sindaco che non ha né la maggioranza né in consiglio attualmente né in giunta. Credo che questa sia una provocazione anche di poco rispetto nei confronti dei cittadini. Io sono un sindaco che è stato eletto con 1000 voti più dell'altro candidato, 700 nell'ultimo turno, e sono un sindaco che è stato voluto col 52,45% dei cittadini. Sulla giunta, oggi ho nominato la giunta che è composta col 50% di donne, come mi ero impegnato in consiglio in campagna elettorale. Si ricorda e avremo i componenti? Avremo un consiglio con il 50% di donne della coalizione che io rappresento, quindi abbiamo mantenuto i nostri impegni elettorali, una gente col 50% nuove, persone nuove, e il 50% di persone che continuano a... I nomi degli assessori, ma sindaco? tutti adesso non li ho qui, però voglio dire, sicuramente mi posso... La Irina Drigo? No, gli assessori sono Bertoncello che fa il sindaco, il vice sindaco è Villotta, Morsanuto assessori ai servizi sociali, all'ambiente e quant'altro alla Simonella. C'è la Lorenza Moro. Non è cambiato niente rispetto a prima? No, beh, certo, la Moro è qualcuno è un nome nuovo, certo. La Moro è un nome nuovo, autorevole, sicuramente è un... Però quelli che hanno nominato c'erano anche prima. Ho detto, il rinnovamento è il 50%, certo. Se accolto, in giunta sono 8, sì. Se il rinnovamento è il 50%, e con il 50% di donne. Questa è la grande novità che ha questa maggioranza. E quindi noi pensiamo in questa maniera di dare risposte, perché la gente deve essere rispettata nel suo voto, e chiariamo una volta per tutte: la gente ha votato e ha dato una maggioranza al Consiglio Comunale, 12 consiglieri comunali, 11 agli avversari politici e a minoranza a me, però altrettanto la città di Portogruaro ha voluto me come sindaco con una stragrande maggioranza. Ringraziamo dunque Antonio Bertoncello. Dunque sono davvero molte le novità qui a Portogruaro proprio alla vigilia del Consiglio Comunale della nuova legislatura. La linea può tornare alla redazione centrale. Grazie anche da parte mia, grazie. Ultimo ospite, gli ultimi saranno i primi, Armando Dreon, Forza Porto, assieme ovviamente a Rosario Padovano, prego. Armando Dreon dunque ricompare nella nostra televisione, noi lo ringraziamo per questa sua presenza, per dire la sua sull'attuale situazione politica di Portogruaro. Lei ha fatto come Gesù, è stato nel deserto per 40 giorni, poi è tornato. Grazie a voi, grazie a tutti quelli che ci hanno votato, anche se non abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissi, ma siamo qui e continueremo a combattere. Si è creata a Portogruaro una situazione che vorrei definire ridicola, in quanto c'è un sindaco senza consiglio e un consiglio senza sindaco. Non è colpa né dell'uno né dell'altro, ma questa è la situazione. E quindi questo comune, bistrattato da tantissimi anni, continuerà ad essere un comune bistrattato, perché invece di avere una situazione politica certa, abbiamo una situazione che... Lei lo aveva detto anche in campagna elettorale, che si rischiava, quindi si è dimostrato un po' lungimirante. Ma non sono un profeta, ma comunque siccome gli schieramenti si erano visti in questa maniera, si trattava solo di capire dove arrivare, e comunque così si è avverato. Non ne prendo nessun merito perché non serve. Comunque quello che è importante è di vedere che la situazione si stabilizzi immediatamente o al più presto possibile in questo comune, in maniera che ci siano delle decisioni certe da prendere da una persona che sia abilitata a prendere queste decisioni. Io auspico che si chiami il commissario prefettizio, che è un alto funzionario mandato dal prefetto, e che mandi avanti questo comune fino alle prossime elezioni. Quindi lei è per il commissario? A questo punto sì, perché vedo solo incertezza
vedo baruffette, sono io, sei tu, siamo noi, non siete voi, e sembra di essere all'asilo di nuovo, no? E qui c'è bisogno di una persona che comandi avanti il Consiglio, che prenda delle decisioni in maniera che questo Comune abbia delle politiche certe. Ringraziamo dunque Armando Dreon per il suo intervento, la linea può tornare alla redazione, non abbiamo purtroppo ulteriori aggiornamenti sulla notizia data in precedenza, comunque è confermato il decesso di una persona in un incidente stradale, una fuoriuscita autonoma che è accaduta a Corbolone, frazione di Sastino di Livenza, poco dopo le 20. La linea può tornare dunque alla redazione centrale, Armando Dreon era il nostro ultimo ospite. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Grazie anche da parte mia.